Dopo il caso di West Nile a Villota di Chions che aveva provocato la morte dell'80enne Paola Bott, le zanzare e la West Nile tornano a far parlare di sé, con gli esperti che hanno confermato come nel nord-est, Friuli e Veneto per intenderci, l'1% totale delle zanzare sia veicolo del virus West Nile. Sebbene i virologi e gli infettivologi abbiano sottolineato anche ai nostri microfoni che il caso di Chions sia stata una sfortunata concatenazione di eventi avversi, l'attenzione è massima sulla questione per evitare altri casi clinici complicati. In questo quadro sono stati riscontrati altri 2 casi conclamati di West Nile in Friuli, nello specifico a Muzzana del Turniano, con la disinfestazione della zona nella serata di mercoledì 7 agosto, salvo problematiche di maltempo. Come da protocollo nazionale, infatti, in questi casi l'ASL effettua dei sopralluoghi quando si verificano dei casi e impone la disinfestazione larvicida nel raggio di 200 metri dall'abitazione della persona che ha contratto il virus. Per il momento le autorità sanitarie non hanno però riferito le modalità di contagio, se avvenute all'estero o in maniera autoctona. Dopo la disinfestazione si monitoreranno eventuali insorgenze di altri casi con le solite raccomandazioni del Ministero della Salute che ricordiamo ancora una volta per chi volesse evitare di incappare in una puntura di zanzara pericolosa. Visto che non esistono vaccinazioni e non esiste neanche terapia nei confronti di questo virus, è esortare le persone, facile a dirsi, un po' meno a farsi ovviamente, ma esortare le persone a proteggersi nei confronti delle zanzare, in particolare utilizzando repellenti, soprattutto nelle ore serali, perché in questo caso, per quanto riguarda il West Nile, viene trasmesso soprattutto dalle zanzare del genere Culex, che sono le zanzare comuni cosiddette, quelle marroncine, quindi non la zanzara tigre per capirsi, che classicamente mordono o pungono, meglio dire, dopo l'imbrunire, dopo le 18-19 e soprattutto la sera, e tendono a entrare in casa.